Salve a tutti, siamo pronti per il secondo giro della nostra spedizione a vedere le varie sculture di Marco Martalar. Stiamo per arrivare a vedere la Lupa del Lago Rai oggi e siamo nella frazione di Levico di Vetriolo a 1600 metri d'altezza. Si parte dal piazzale per i deltaplani, c'è anche un piccolo ristorante qui e si fa circa 1 chilometro di passeggiata. Ci vediamo tra un Ok, po'. va bene. Siamo arrivati alla Lupa, si tratta di una scultura di legno alta 6 metri, anche qui circa 2000 pezzi di legno che sono stati utilizzati per farla. Siete il prosciutto. Io. È il naso. Abbiamo qui due cani che girano, Sì. che cercano di mangiare il nostro prosciutto probabilmente. E Comunque, giustamente i cani vengono a vedere la Lupa del certo. Lago Rai. Cioè, quel prosciuttino è anche giusta. Vero? Sì, la riprendiamo un po', poi col drone vediamo come viene. Dovrebbe venire meglio, ma molto bello. Carina comunque, dai, anche questa volta lo scultore non si è smentito da quanto bravo che è, quanto creativo è. No, è sempre lo stesso stile, nel senso che sono pezzi di legno della vivaia. Ciao! È arrivato un cane. Io fare l'amicizia con noi altri, questo che si chiederà.
Dopo 1 chilometro, attenzione che d'inverno ci vogliono i ramponi se non c'è la bella neve soffice, perché c'è parecchio ghiaccio, ma è un percorso che possono fare anche i bambini. La Lupa è molto scenografica, come sempre per le sculture di Marco Martalar, è messa su un pianoro che guarda poi una prospettiva molto bella sopra Pian della Casara, e anche lì abbiamo visto che ha esattamente le stesse caratteristiche delle altre sculture. Il prossimo sarà il cervo. Ok, Ciao! ciao.